Veneto in rosso, rosso stop, rosso alta emergenza, rosso Covid. L'R con T sfonda la barriera dell'1,25, tocca il picco dell'1,28 ed entra di diritto e di dovere in quella grande parte d'Italia in clausura. Alla luce di questo, qual è la ricaduta? Quanto durerà? 2-3 settimane, ho l'impressione che sarà il periodo fino a Pasqua. Rosso fa rima con restrizioni da lunedì 15 marzo fino a Pasqua compresa. Rosso significa feste in lockdown. Rosso significa scuole chiuse, vetrine spente, serrande abbassate per negozi ed esercizi non essenziali. Ma a un anno dall'inizio della pandemia, coi cittadini e le attività produttive stremate, è arrivato il momento che il governo dia un segnale. È fondamentale che il governo, faccio appello al governo, introduca già in questo decreto o parallelamente a questo decreto, ma contemporaneamente a questo decreto, il tema dei congedi parentali, dei bonus babysitter e di tutto quello che ne deriva per dare un minimo di luce in fondo al tunnel alle famiglie. Abbiamo chiesto che i sostegni ci siano, c'è stata rassicurazione rispetto alle nostre imprese, la vogliamo vedere materiale sta rassicurazione, non è che possiamo dire arriveranno. Considerate che paghiamo lo scotto di un DPCM di fine anno che poi per varie crisi in andata e ritorno di governo non ha più dato vita a dei ristori importanti, quindi noi dobbiamo recuperare tutta una filiera di ristori e di indennizi.